Chiudiamo in bellezza con Giulia Sist, socia e project manager di Abeterno. È una cosa molto interessante, dati i temi affrontati da 800. No, questo lo so, però è Abeterno Watches, quindi il latino si è unito con la perfida Albione, che nel 2012 a Sydney ha vinto il primo premio come migliore startup. Si occupa di attività legate a ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e processi produttivi, e vorremmo che ci parlasse di come un progetto di successo si può basare sull'e-commerce. Tutti. Sono qui per raccontare quello che vuol dire innovazione per Abeterno, considerando che siamo un'azienda molto giovane, siamo partiti nel 2012 e quindi per noi innovazione è un'ambizione. In quanto dobbiamo scontrarci con tutta una serie di difficoltà iniziali a cui andiamo incontro e in cui ci siamo scontrati. Abeterno nasce nel 2012 a Sydney e dopo la partecipazione ad una fiera del gioiello a Sydney, dove abbiamo preso un po' di confidenza con questa collezione di orologi da polso in legno, e la prima, diciamo, innovazione che secondo me è stata portata avanti è stato il fatto di rientrare in Italia nel 2013, quindi un'inversione di tendenza, considerato comunque il periodo storico in cui ci siamo trovati, considerato che in Italia per noi abbiamo trovato tutta una serie di difficoltà rispetto all'Australia, dove anche prima nei discorsi non c'è tutta questa burocrazia, non ci sono tutta una serie di step da dover superare, ma la cosa sembrava più semplice. Abbiamo deciso di rientrare perché per attingere a tutta una serie di conoscenze e di valori tradizionali, soprattutto nell'artigianato, nel saper lavorare il legno, che all'estero non abbiamo trovato, ma che soprattutto nella nostra zona di Bassa Veronese, quindi Cerea, Legnago, esiste un distretto con una storia molto importante alle spalle e che purtroppo adesso è andato diciamo un po' in crisi, dovuto anche al contesto storico, e quindi ha perso un po' quello del suo prestigio di cui ha goduto negli anni precedenti. Quindi noi diciamo dal nostro piccolo ci siamo messi nella posizione di dire: vogliamo fare dei prodotti in legno che quindi hanno tutta una serie di problematiche dovute proprio al materiale stesso che viene utilizzato, quindi la porosità del legno, l'elasticità del legno a determinate dinamiche, il fatto di potersi spezzare, la resistenza eccetera, che noi avevamo intuito, ma avevamo bisogno di persone più competenti per poterci aiutare ad andare avanti nel nostro progetto. Infatti abbiamo riassunto brevemente l'evoluzione del brand, nel senso siamo partiti nel 2012 in Australia, ma nel 2013 siamo rientrati proprio per questo motivo. La risposta da parte del mercato è stata molto positiva e ci ha dato molto una forza, e ci ha dato anche molto entusiasmo nel continuare la nostra attività, perché è stato subito ben recepito, era comunque costituisce una novità l'orologio di legno, sia per il tipo di materiale, e poi diciamo piaceva l'idea che dei ragazzi, infatti siamo tutti collaboratori a vari titoli, ma tutti al di sotto dei 30 anni, avessero comunque questa spinta, questo entusiasmo nell'iniziare un'attività su un prodotto che comportava comunque delle peculiarità e delle diciamo precarietà. Per cui nel 2013 abbiamo anche avuto la possibilità di aprire il primo monomarca a Venezia, abbiamo partecipato ad una fiera internazionale
a Basilea, quindi in Svizzera, nella patria degli orologi, per cui per noi è stato un grosso traguardo, in quanto siamo stati accolti da questa comunità del mondo dell'orologeria, che chiaramente è molto prestigiosa, molto diciamo sulle sue. Il fatto di essere accolti per noi ha voluto dire siamo sulla strada giusta. E da qui si è aperto tutta una rete commerciale che ci ha dato la possibilità di andare avanti in quello che è la nostra ambizione di innovazione, perché chiaramente per fare innovazione servono fondi, serve tempo, serve energia, servono persone. E siamo entrati, infatti, grazie a questo impegno, nel 2013 siamo entrati a far parte delle start-up innovative. È una sezione speciale del registro delle imprese per cui vengono richiesti determinati requisiti, tra cui il fatto di investire in ricerca e sviluppo, il fatto di avvalersi di università o comunque enti di ricerca e quindi di di investire in prodotti innovativi, appunto la cui innovazione è data da questi criteri. Ad oggi a Beterno con molta diciamo entusiasmo ma anche sacrificio investiamo circa il 25% dei nostri fondi lo investiamo in ricerca e sviluppo e questo ci ha portato diciamo creare adesso ad avere dei risultati in quello che è l'innovazione di processo. Infatti è da 1 anno e mezzo che stiamo cercando di dare nuova vita ai legni di briccola. Le briccole, non so se sono molto conosciute. Di veneziani ci sono qua, non so. Allora, i pali di briccola sono i pali piantati nella laguna di Venezia che vengono utilizzati per dare le indicazioni ai naviganti. Sostanzialmente vengono utilizzati per individuare le zone di secca e quindi le barche possono navigare. E questi pali vengono sostituiti ogni 10-15 anni perché chiaramente vengono erosi sia dal sale del mare, vengono erosi anche dai fenomeni atmosferici perché sono alle intemperie, sono in mezzo all'acqua per 10-15 anni e tra l'altro vengono mangiati da questo mollusco che esiste solo e solamente nella laguna veneziana, che è la teredine, per cui la teredine crea tutta una serie di cunicoli all'interno del legno, sarebbe una tarma sostanzialmente, però vive in acqua, di cui noi abbiamo apprezzato diciamo, il disegno estetico che si veniva a creare, per cui abbiamo detto sarebbe interessante fare un orologio di legno con il legno di bricola. Da questa idea poi è nata tutta una serie di, è 1 anno e mezzo che siamo su questo progetto perché chiaramente il legno è molto più friabile, il fatto che sia stato sottoposto alle intemperie, il fatto che sia stato mangiato lo crea chiaramente molto più friabile, ci sono tutti questi buchi, quindi c'è il rischio costante che si spezzi, che si crepi e a seguito di un lavoro che è ancora in corso abbiamo trovato una soluzione di unire il legno a un materiale plastico, a una resina, che ci permette da una parte di recuperare questo legno che altrimenti non avrebbe nessuna vita, nel senso sarebbe o bruciato chiaramente o andrebbe al macero, e dall'altra parte di avere appunto un prodotto veramente unico perché è il frutto di una quindicina di anni passati alle intemperie da parte di questo legno, per cui per noi si collegava anche al discorso tempo e al discorso dell'orologio che segna il tempo veramente. E quindi questo progetto che è ancora in corso, speriamo di arrivare diciamo a una soluzione a breve, siamo in fase di
esame da parte dell'ufficio brevetti, e dall'altra parte invece stiamo lavorando su quello che è l'innovazione di prodotto, in quanto abbiamo visto che durante il tempo di assemblamento, durante l'assemblaggio, proprio perché diciamo nasce da una ragione di ottimizzazione dei tempi, di ottimizzazione della produzione, di ottimizzazione delle risorse, cosa che per noi in quanto start-up è abbastanza fondamentale. Si parla insomma di poter continuare questa attività. Quindi valutando questi elementi abbiamo scoperto che in una fase del procedimento il fatto di avvitare il fondello a noi creava una perdita di tempo, di energie, che andava poi a influire su quello che era la produzione giornaliera di orologi, e siamo arrivati all'idea, e quindi qui l'innovazione di prodotto, di dire: togliamo, eliminiamo il fondello che ci porta via così tanto tempo, andiamo a prevedere un orologio con l'inserimento del movimento del quadrante dall'alto. Anche questo è un motivo insomma di orgoglio da parte nostra, perché comunque non è una strada che è già stata percorsa, per cui ci scontriamo chiaramente con quelle che sono le difficoltà tipiche della ricerca e sviluppo, di percorrere delle strade che non sappiamo se effettivamente porteranno ad un risultato certo, ad un risultato ottimale. E altra cosa su cui noi puntiamo molto è quello della sostenibilità, nel senso che ci piace utilizzare materiali o che appunto sono a fine vita, come il caso delle bricole, o materiali che sono recuperati da materiali naturali, materiali agglomerati che vengono recuperati. Per esempio adesso stiamo lavorando su una pasta di jeans, quindi sempre nell'ambito degli accessori, una pasta di jeans che compressa e lavorata in un certo modo può essere utilizzata, può essere lavorata. Quindi questo è il percorso che noi intendiamo seguire. Ecco, questo brevemente è quello che per una start-up è intesa innovazione. Bene Giulia, mi scusi, ma l'orologio che porta il polso Sì, è di legno? è di Sì. legno. Esatto. Quanto alle bricole, che per voi sono un Sì. materiale di recupero, ve le nobilito subito. Per piantarne una nelle lagune di Venezia servono, tra autorizzazioni statali, regionali, comunali e provinciali, 37 permessi. Ah sì? Sì. Per piantare una bricola nella laguna di Venezia sono necessari 37, è in assoluto l'opera edilizia, chiamiamo, più complicata che esista probabilmente al mondo. Questo mi dispiace, è già dato via Rana, che si sarebbe ingrassato di un altro chilo, perché lui ha fatto invece l'azienda in 8 mesi in America. Grazie mille dell'esperienza, molto interessante. Grazie.